Non era un omicidio da nascondere, ma un rito comunitario accettato, seppur con dolore. La famiglia del defunto non pagava l'accabbadora con denaro, perché il suo non era considerato un mestiere. Le offrivano in dono beni di prima necessità: farina, olio, pane, formaggio. Un modo per ringraziarla di essersi fatta carico di un peso così enorme. Ma l'accabadora era solo questo? Una dispensatrice di morte pietosa? No. La sua figura era molto più complessa e ambivalente. Spesso, la stessa donna che praticava l'eutanasia era anche una levatrice. Colei che aiutava a porre fine alla vita era anche colei che aiutava a darla. Un dualismo potente, che la collocava al centro del ciclo naturale della vita e della morte, come una sacerdotessa di antichi culti pagani. Questa dualità la rendeva una figura temuta e rispettata al tempo stesso. Era una donna che conosceva i segreti del corpo umano, delle erbe, dei rimedi. Era un punto di riferimento per la comunità, una depositaria di un sapere antico,